Buonasera, il 2015 è l'anno della grande rivoluzione per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti a Olbia, città di circa 60.000 abitanti. Si appresta ad entrare in vigore in tutta la città questo sistema che l'amministrazione comunale ha deciso di portare avanti e che dovrebbe culminare nella scomparsa dei classici cassonetti stradali. Ogni famiglia sarà chiamata a differenziare e dunque a destinare quelli che sono i rifiuti casalinghi ai vari incaricati. Per parlarne abbiamo qui l'assessore comunale all'ambiente Giovanna Spano. Benvenuta, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, è già cominciata la raccolta porta a porta nelle frazioni, in alcuni quartieri della città. Ci vuole dire subito che tipo di risultati si stanno ottenendo? Com'è stato questo avvio di sperimentazione? Allora, l'avvio di sperimentazione è stato ottimo e anzi colgo l'occasione per ringraziare i cittadini che hanno dato una risposta superiore alle aspettative. Abbiamo iniziato le attività durante l'estate in veste sperimentale, diciamo, con l'idea di coinvolgere tutte le zone turistiche, quindi faccio un esempio, Multamaria piuttosto che non Pittulongu. Avevamo escluso giusto Porto Rotondo che ci ha richiesto uno studio un po' particolare e andrà a raccolta differenziata nell'estate 2015. Abbiamo voluto provare, abbiamo iniziato nel periodo estivo, quindi anche diciamo, con le difficoltà di affrontare tutto quello che la stagione rappresenta, con l'idea però che è proprio il momento in cui ci sono le persone, che è il momento in cui riesci a fare effettivamente la consegna dei kit per la raccolta differenziata e anche a valutare quelle che sono le criticità esistenti, in maniera tale poi da poter arrivare tutti nel 2015 ad un servizio effettivamente a regime. Ecco, i problemi probabilmente si registreranno in città, anche perché ovviamente aumenta la popolazione, sarà un pochino più difficile. Dove è attiva per il momento il servizio porta a porta e che cosa comincerà a breve? Allora, il servizio sta iniziando, diciamo, come in una sorta di sistema a tenaglia, per cui dalle zone esterne della città che sono partite stiamo mano a mano procedendo verso il centro, anche se fra Natale, diciamo, e la prima settimana di gennaio è stato messo a regime, sono stati distribuiti i kit anche all'interno del centro storico, con l'idea che nel centro storico i residenti non sono tantissimi. Abbiamo una prevalenza di utenze non domestiche, quindi le utenze commerciali, diciamo, che già fra l'altro avevano un servizio di raccolta dedicata porta a porta, quindi dovrebbero essere quelli facilitati a rispondere. I quartieri in cui si sta cominciando in questi giorni, vi do qualche data, per esempio il 10 gennaio è iniziato l'avvio delle consegne dei kit nei quartieri di Gregorio, Essiccadeddu, Ruinada, Sessanta Mariedda, per quel che riguarda la zona che la Devizia ha definito come zona nord, diciamo, della città. Invece a sud, zona aeroporto, Venafiorita, Pultuquado e Samarinedda. E le prossime tappe? Le prossime tappe, al 25 gennaio comincia la consegna nei quartieri di San Nicola, di Santa Maria e di Orgosoleddu e invece nella zona sud Bandino, Maria Rocca e il Nespoli. Rimangono per ultimi al 9 febbraio i quartieri di Cerassarda, Samindanoa e poi di Baratta e Tannaule. Orientativamente i quartieri sono stati divisi dall'azienda in maniera da avere sempre lo stesso numero di cittadini coinvolti, quindi quartieri più piccoli sono stati aggregati, quartieri più popolosi verranno trattati per ultimi, vedete Cerassarda, Samindanoa, Baratta e Tannaule che hanno numerose utenze, arrivano diciamo per ultimi. E quando è che saremo a regime, cioè tutta la città coinvolta? Mediamente funziona così, c'è quasi un mese dall'inizio della consegna dei kit all'inizio del servizio, quindi, e ci saranno degli avvisi sui giornali, sulle televisioni locali in maniera che i cittadini possano iniziare diciamo, a esporre i mastelli nel momento giusto. E poi dal momento dell'avvio della raccolta c'è circa un altro mese perché nel quartiere piano piano spariscano i cassonetti stradali. I cassonetti non vengono tolti tutti in un unico step, diciamo, ma si fanno diversi passaggi in maniera che l'utenza sia accompagnata piano piano a questa trasformazione. Quindi quando pensa che saremo a regime? Diciamo che allora il centro storico dovrebbe finire questo periodo transitorio al 2 di marzo, invece le aree che abbiamo appena citato, quindi Sticcadeddu, Gregorio, Aeroporto, Pultuquado, Samarinedda, il 2 di aprile, il 16 aprile i quartieri di San Nicola, Santa Maria Orgosoleddu, Bandino, Maria Rocca e il Nespoli, e gli ultimi finiranno alla fine di maggio. Alla fine di maggio. Diciamo c'è il tempo di arrivare con la città a regime prima della stagione estiva. Allora, in alcuni quartieri già si sa più o meno che cosa accade, arrivano gli incaricati con i kit. Quanti sono i kit? Qua ci rivolgiamo a chi ancora non ha avuto il contatto diretto, diciamo. Cosa succede quando arrivano gli incaricati della Devizia? Gli incaricati inizialmente lasciano un avviso, prima ancora di procedere a visitare le famiglie, per cui chi avesse difficoltà
e reputa di non essere in casa ma può delegare altre persone, può compilare, sul retro dell'avviso c'è una delega, può compilare una delega che va fatta con tutti i crismi, quindi anche col documento di identità, e può delegare per esempio il vicino di casa piuttosto che non il parente che abita lì attorno a ritirare il suo kit. Altrimenti poi il personale di edilizia visita le famiglie, consegna i kit che sono composti da diversi mastelli, ognuno per una frazione. Abbiamo un mastello per la carta, un mastello per il vetro e le lattine che vanno conferiti insieme, un mastello per la plastica, un mastello per il secco residuale e un mastello per l'umido. In più c'è un sottolavello, quindi un contenitore più piccolo per la raccolta dell'umido da tenere in casa, in cui va messa la busta biodegradabile che viene fornita in questa prima battuta dal Comune. E nel caso di un condominio cosa accade? Dove possono essere posizionati? Per forza all'interno delle case o possono esserci anche delle soluzioni diverse? I mastelli devono comunque essere posizionati in area privata, quindi all'interno delle case, chi ha piccoli giardini piuttosto che non balconi. Nei condomini stiamo valutando, condominio per condominio, qual è la soluzione ottimale nel momento in cui i mastelli devono essere esposti. Per cui ci sarà, per esempio, ci sono condomini con cui stiamo già valutando la possibilità di posizionare delle rastrelliere, che sono dei sistemi già diciamo sperimentati altrove, che servono a mettere i contenitori in verticale, un certo numero di contenitori in verticale agganciandoli. Per quanto riguarda poi la raccolta, come viene cadenzata? Ad esempio l'umido, che è probabilmente il rifiuto olfattivamente meno pregiato, quanto deve restare all'interno di una casa prima di essere consegnato? Allora, in estate la raccolta è prevista un giorno sì, un giorno no, quindi 3 volte alla settimana, mentre durante l'inverno 2 volte alla settimana, con cadenze che sono analoghe a quelle che per esempio troviamo in altre città della Sardegna, quindi anche con condizioni meteo analoghe alle nostre. Per esempio Oristano ha questa cadenza di ritiro del rifiuto umido. Se posso dare un suggerimento, visto che io raccolgo l'umido da parecchio tempo in maniera separata col sottolavello sul ripiano della cucina, il segreto è non chiudere la busta, perché la tentazione, esatto, che tutti abbiamo è di chiudere, e questo ci dà l'impressione che il rifiuto si mantenga meglio, insomma stia più nascosto e non faccia odore, invece è proprio il fatto di tenerlo areato. E magari consumare il pesce il giorno stesso in cui deve essere conferito. Esatto, abbiamo fatto la battuta nelle riunioni dei cittadini, che fra l'altro sono con i cittadini che abbiamo tenuto nel mese di dicembre, che sono state molto frequentate, diciamo, hanno visto tantissime persone. Abbiamo fatto la battuta che magari sul pesce uno comincerà a ragionare del fatto di consumarlo la sera prima dell'esposizione dell'umido. È vero anche che il contenitore più grande che viene dato per tenere l'umido, che è quello che si espone poi in strada, può essere tenuto su un balcone piuttosto che non all'esterno, ha una chiusura antirandagismo, quindi non c'è la possibilità che gli animali selvatici o rinselvatichiti lo possano aprire accidentalmente, quindi in realtà si può consumare il pesce e mettere il contenitore sulla veranda. Una volta che pensavo ad chiuso, esempio ai ristoratori, insomma il rifiuto umido i ristoratori insomma, hanno un calendario di ritiro completamente differente da quello delle utenze domestiche. Fra l'altro vorrei sottolineare che a differenza di amministrazioni comunali che hanno scelto semplicemente di istituire questa tipologia di raccolta del rifiuto e hanno lasciato l'utenza a diciamo, risolvere tutte le criticità, noi stiamo cercando di fare un altro ragionamento. Per cui, per esempio, le utenze commerciali sono state invitate dall'azienda edilizia e dall'amministrazione a scegliere il kit per loro più conveniente. Su alcune frazioni in particolare ci sono delle raccolte specifiche, hanno potuto scegliere una certa intensità di servizi piuttosto che un'altra. Direi che più di così veramente a questo punto si tratta di collaborare, e approfitto anche dell'occasione per dirlo, chi non collaborerà poi dopo le prime segnalazioni verrà anche sanzionato. Ecco, le sanzioni a quanto ammontano? Le sanzioni in questo momento si fa riferimento a quello che è il regolamento di igiene urbana vigente al momento e diciamo partono dai 25 euro. L'idea è però che in particolare per le utenze non domestiche le sanzioni verranno a brevissimo inasprite, proprio con l'idea di aiutare chi non vuole collaborare, diciamo, ad allinearsi a quella che l'amministrazione ha scelto come linea, soprattutto in quest'ottica. I rifiuti gestiti male sono poco decorosi, quindi i contenitori esposti negli orari sbagliati, il rifiuto conferito in maniera scorretta, tutto questo è una cosa che noi vorremmo dimenticarci, e siccome tante persone si sono già adeguate e hanno dimostrato che è una cosa che è fattibile,
Da questo punto di vista diciamo che lasciamo il tempo a tutti di adeguarsi, però in particolare per la ristorazione questo è un discorso che non vale più tanto perché loro questo servizio di raccolta dedicato lo avevano già da tempo, da diversi anni, quindi diciamo che hanno avuto il tempo di adeguarsi. Adesso peraltro si cercherà di dare una sanzione che sia anche significativa in maniera da far capire che non è un comportamento accettato. Senta, che cosa ci guadagna il cittadino? A che pro la raccolta differenziata porta a porta? Allora, intanto la raccolta differenziata porta a porta, è vero che c'è sicuramente una forte volontà di questa amministrazione di attivarla, ma era comunque già prevista anche nel capitolato che abbiamo ereditato a suo tempo, quindi pensato dall'amministrazione precedente. È vero che è una delle poche tipologie di raccolta che consente di raggiungere le percentuali di legge, quindi noi tutti gli anni veniamo puniti dalla Regione Autonoma della Sardegna perché non raggiungiamo le percentuali di legge, il 65% piuttosto che non il 75%, e le punizioni significano una sanzione pecuniaria importante, che di solito si attesta intorno ai 150.000 euro l'anno. Quindi c'è il fatto di risparmiare sulla sanzione. Il cittadino ci guadagna anche dal punto di vista ambientale, della salute pubblica, che non è secondo me un punto di vista che noi possiamo più permetterci di trascurare. Però dobbiamo dire che la tariffa, la TARSU, o almeno la tassa sui rifiuti, come si chiama adesso, me lo sono anche dimenticato, visto che cambia ogni anno, rimarrà uguale perché comunque c'è un costo da pagare che è già predeterminato. In questo momento non siamo nelle condizioni di dirlo perché stiamo procedendo intanto con la devizia a una rivisitazione completa dell'appalto. C'erano alcune cose del capitolato che a nostro parere non erano correttissime, delle frequenze che sono state adeguate e contemporaneamente c'erano dei servizi che non erano previsti. Faccio un esempio per tutti: il ritiro dei pannolini, dei pannoloni per chi avesse bambini piuttosto che non disabili o persone allettate. Non era previsto, lo stiamo istituendo, perché non si può pensare che se il secco viene raccolto una volta alla settimana queste famiglie abbiano l'obbligo di trattenere questo tipo di rifiuto in casa per tutta la settimana. Ovviamente nel momento in cui faremo questa valutazione, la valutazione di questi costi con devizia, andremo a vedere se rispetto all'appalto precedente riusciamo a risparmiare, che era l'obiettivo che ci siamo proposti. L'altra cosa importante che stiamo facendo è che stiamo rivedendo le banche dati comunali. Ovviamente questo è un sistema che rispetto al sistema del cassonetto stradale introduce un controllo nettamente superiore sull'utente. L'utente che vuole avere il cassonetto e che ha bisogno di avere il suo kit di masselli per la raccolta deve essere in regola col pagamento della tariffa. Ma si potrà andare un giorno alla soluzione per la quale quanto più produco io di rifiuti pago, nel senso una misura di questo genere? Si potrà andare verso la tariffazione puntuale, questa è l'idea. Noi siamo un comune che ha aderito al protocollo dei comuni a rifiuto zero già da diversi anni e quindi l'idea è proprio di arrivare a una tariffazione puntuale, per cui più che dire che quanto più differenzio, quanto più il comune mi premia, è corretto dire che quanto più separo il comune mi premia, cioè quanto meno vale il mio indifferenziato residuale. Quello che va nel sacchetto verde, diciamo nel contenitore verde, deve andare a ridursi mano a mano nel tempo. L'amministrazione comunale ha fatto anche diverse iniziative di sensibilizzazione, magari non particolarmente conosciute alla cittadinanza, ma ci avviamo a predisporne altre. Per esempio adesso con risorse che erano della provincia di Olbia Tempio e quindi avevamo risposto a un bando che poi in parte cofinanziamo, predisporremo le casette dell'acqua. Quindi sarà possibile acquistare acqua a prezzi competitivi senza dover utilizzare le bottiglie di plastica. È sempre lo stesso contenitore. Utilizzando sempre lo stesso contenitore, magari contenitori più grandi, per esempio il bidoncino piuttosto che non la bottiglia da 1,5 litri o da 2 litri, e quindi riducendo la quantità di plastica che mettiamo in giro. Sicuramente come amministrazione staremo attenti a questo tipo di iniziative. Siamo in chiusura, mi sento di dire che comunque è un'iniziativa lodevole, anche perché dare nuova vita ai rifiuti significa in qualche modo anche evitare che vadano ulteriormente a intasare discariche come quella gallurese, che è in via di esaurimento e che comunque rappresenta un problema ambientale, e tutti lo vediamo visto che tutti i comuni un pochino si rifiutano di ospitare nuove discariche nel loro cosiddetto cortile. Ci ritroveremo sicuramente, Assessore, per fare il punto della situazione un po' più avanti, quando magari la raccolta sarà a regime, e vedremo un pochino come andranno le cose. Grazie per ora. Grazie a voi. E buonasera a voi.